No, io non intendo questa volta mettermi a fare baccano sulla vicenda personale di Berlusconi. Proprio prendendo spunto dalla mia vicenda, vorrei segnalare che è giunto il momento di andare oltre i partiti personali. Vedete? No? Berlusconi, Di Pietro, Grillo, adesso forse Renzi, e poi Fini, eccetera. Quando si lega, io l'ho passato sulla mia pelle, quando si lega il partito ad una persona, ogni vita ha la sua storia e il suo tempo. L'altro giorno una signora, come mi ha vista, c'era quella bambina, mi ha detto voglio fare una foto, voglio fare una foto, voglio una foto, e la bambina gli ha detto chi è un attore? Ecco, cosa ha voluto dire con questo? Ha voluto dire che è necessario costruire dei partiti sulla base di un programma, di un progetto che vadano al di là delle persone. Io l'ho capito, a queste prossime europee non mi presento e faccio una lista dell'Italia dei Valori scelte dai militanti dell'Italia dei Valori, di giovani, donne e uomini, e soprattutto ho rinunciato a fare, tant'è vero che mi avete presentato come presidente onorario, ho rinunciato alla segreteria politica e l'Italia dei Valori ha ricominciato, sì, da zero, ma ha ricominciato mettendo in moto un meccanismo per cui è la politica che deve andare avanti, non legato solo ad una persona. Presidente perché altrimenti... Di Pietro, paradossalmente, potendo dare un consiglio a Berlusconi, dico paradossalmente perché insomma non sempre è corso il miele tra voi due, ma quindi gli consiglierebbe di non portare un altro Berlusconi all'interno della lista. Abbiamo visto anche il no del figlio, per esempio, di Pier Silvio, però ecco, questa volontà di portare un Berlusconi all'interno della lista per mantenere il nome, secondo lei è un cattivo suggerimento? Io non so che cosa vogliono fare i figli di Berlusconi, ma in quanto tale hanno diritto a candidarsi, ma per portare avanti le loro idee, non perché hanno il nome del padre. Detto questo, torno a ripetere, io invito i cittadini a votare dell'Italia dei Valori non perché c'è scritto Di Pietro, tant'è che ho tolto pure il nome Di Pietro. Ecco perché io ritengo che in questo momento, in questa fase di transizione tra la Prima Repubblica, dove Rotondi sa bene, c'era la Democrazia Cristiana con le idee poter condividere o non condividere, c'era il Partito Comunista, liberali, repubblicani, cioè c'erano delle idee e delle culture. Nella Seconda Repubblica sono andate avanti le personalità con le loro storie personali e, come lei sa, quando si perdono i capelli, un po' come Sansone, si perde la forza. Oggi come oggi l'Italia dei Valori intende ricominciare parlando ai cittadini e confrontandosi con i cittadini nel suo insieme, non soltanto tirando fuori l'icona di Pietro, perché poi alla fine ti fanno la fotografia dicendo chi è un attore? Berlusconi, Di Pietro e quant'altro? Ma io vorrei fare una domanda io a Di Pietro, posso? Prego. Posso fare una domanda a Di Pietro? Certo. Premesso che l'onorevole Di Pietro sa bene che io, tra i molti difetti, ho la qualità di non aver mai preso una tangente, di non sapere cosa è e di avere schifo per chi prende le tangenti. E questo spero Di Pietro me lo riconosca. Quindi, Infatti lei non era conosciuto all'ufficio. E quindi voglio dire ci siamo conosciuti dopo. Tangentopoli è un fenomeno sul quale io ho lo stesso giudizio dell'onorevole Di Pietro. Detto questo, non per polemica, ma veramente in perfetta buona fede, faccio una domanda all'onorevole Di Pietro. Facendo un giudizio non giuridico, ma di analisi costi e benefici, è valsa la pena di provocare Tangentopoli, vergogna di questo paese, ma è stata una vergogna maggiore Tangentopoli o l'Italia che ci stiamo godendo adesso? La ringrazio della domanda. È un come dire, è valso la pena trovare 10 assassini quando oggi ce ne stanno altri 15, tanto vale che si teneva i 10 assassini di prima. Il magistrato scopre dei reati, spettava alla politica trovare le condizioni per cui non conveniva commettere reati. Per esempio, se aveste fatto il reato di autoriciclaggio, se aveste stabilito le regole che chi è condannato non può più fare né l'imprenditore né il politico, per esempio, se aveste stabilito le regole per cui i tempi processuali potevano essere più brevi per fare i processi e non le prescrizioni. Ma non mi rivolgo a Rotondi, perché io so che lui condivide tutto questo. Mi rivolgo a destra e a sinistra, a chi ha utilizzato il Parlamento come terza via. Ai tempi miei si andava o Latitante o a San Vittore, poi si è deciso di andare a Montecitorio e farsi le leggi per non farsi processare. Adesso io vado al telegiornale e ritorniamo tra poco per il commento politico. Poca campagna elettorale, grazie, e ci vediamo tra un istante. Grazie.